domani c'è la partita contro il Copenaghen e io mi sono permesso di fare uno screen alla classifica. Non so se si vede bene, ma noi siamo al 23esimo posto, a 7 punti. Con Karabakh La... e Copenaghen. Capito? Cioè, ragazzi, noi stiamo fra il Karabakh a 7 e il Copenaghen a 7. Ora, tralasciando il discorso che facevamo prima che usciamo dalla Champions, ok? Che Fernando diceva usciamo dalla Champions, fa niente, va a fanculo, basta Champions. Io sono del parere che la maglia deve essere a prescindere sudata, poi quello che viene, sti cazzi. Certo è che se tu vai a Copenaghen e non la vinci, ma anche un discorso mentale, è peggio, cioè quantomeno devi scendere in campo con la fermezza e con la testa di dire io sta partita voglio vincere, poi se non ce la faccio perché ho tutte le attenuanti del caso, perché siamo contati, perché le energie non ce ne sono più, perfetto, la partita finisce in pareggio, finisce con una sconfitta, ok, ma l'importante è scendere in campo per non fare figure di merda, come le facemmo in Olanda, perché se facciamo figure di merda, quelle restano e restano nella testa anche per la partita contro la Juventus. Ferna? Ah, no, Sei? pensavo dovevi continuare a parlare. No, ma allora, la situazione che tu ti ritrovi in Champions non è, cioè, è figlia sicuramente di una gestione sbagliata delle partite della Champions, perché come dicevi tu, sei andato in Olanda e hai fatto una figuraccia, sei andato a Lisbona col Benfica e hai fatto un'altra figuraccia, quindi non è stata una bella Champions da parte nostra, ok? Il problema è che comunque sì, nel frattempo combattevi già con una serie di infortuni, però lì a quei tempi, che mi sembra già una vita fa per tutti gli infortuni che abbiamo avuto, non è una scusante, perché comunque la squadra ce l'avevi sicuramente per fare meglio. Io ti dico che ad oggi, nella situazione in cui ci troviamo, e di classifica Champions e di situazioni infortuni, rischiare, tra virgolette, di dover andare a fare i 16esimi di Champions per poi provare ad arrivare agli ottavi di Champions, ad oggi secondo me è uno spreco di energie importanti per quello che poi sarà la stagione prossima, perché se tu oggi mentre recuperi gli altri fai un partitone col Copenaghen, ok? Vinci, vai a Torino, rischi sia mentalmente che fisicamente le energie spese in Danimarca. La partita te la devi giocare, la partita col Chelsea te la devi giocare perché ormai ce li hai da dover fare. Però io ti ripeto, io ad oggi se potessi scegliere ti direi gioco con la primavera a Copenaghen e con il Chelsea in casa e tutti i titolari me li sfrutto, perché Juve e Roma ad oggi stanno meglio di te. Poi ovviamente il campionato, essendo fatto di 38 partite, ci sono i momenti positivi e i momenti negativi di tutte le squadre, ok? Però tu la Roma ce l'hai a -1, se perdi a Torino la Juve viene a -1, tu sei quarto e la Juve quinta. E poi te lo devi giocare, capito, il campionato. E in questo momento tu non hai proprio la possibilità di poter giocare su più fronti. Devi scegliere dove... cioè, se tu vuoi fare entrambe le cose, rischi di perdere a Filippo Panaro, come si dice a Napoli, secondo me. Mentre tu invece ad oggi, purtroppo, ripeto, la stagione purtroppo deve andare così perché è condizionata tantissimo dagli infortuni. Tu oggi, secondo me, hai ancora la possibilità di scegliere cosa portare avanti. Anche perché vinci col Copenaghen, col Chelsea fai che, non lo so, pareggi, la vinci, non credo la vinci perché oddio, anche il Chelsea con il terremoto che è successo in casa loro, ora non so come vanno le cose, però metti che vai ai 16esimi, ad oggi nono Liverpool, 10° Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle,
No, Barcellona. ad oggi tu vai contro il Borussia Dortmund. Ad oggi vai contro il Borussia Dortmund. E te aiuta Lus, capito quello che ti voglio dire? Cioè, perché tu oggi non hai proprio... In più ci metti 2 partite nel mese di febbraio che ancora non hai recuperato nessuno. Cioè, tu a metà febbraio hai recuperato forse Lukaku e Anghissà. Con quello che ha detto Canonico, ti trovi? Sì, sì. Cioè, Intanto, che pensi di questa frase del boss? ma è il boss, quindi non posso dargli torto, perché è il boss, si nome caccia. Però io non sono, cioè, non sono d'accordo con questa cosa che dice Vincenzo, nel senso che posso essere d'accordo nel momento in cui io ho avuto una serie di infortuni, ma non tutti questi infortuni. Cioè, noi oggi, cioè domani, andiamo a Copenaghen con 11 giocatori. Cioè, io ora a mente lucida faccio fatica. Possiamo anche noi fare la formazione. Cioè noi giocheremo con Savic. No, ma ti eh, dico, ad oggi, levando gli 11 titolari, perché ormai sono quelli, perché quelli ti sono rimasti, cioè, io non so chi portarmi in panchina, perché non mi vengono i nomi, perché sanno tu quando hai fatto male. Cioè, a parte perché poi in Champions c'è la lista Champions, quindi 2 che stanno bene, che sono Marianucci e Marianucci Mazzocchi, per e esempio, non ci sono. Mazzocchi. Esatto. Quindi tu giochi Savic, Buongiorno, Juan Jesus, Beukema, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Spinazzola, Vergara, Oliund, Lang, si io fai uguale Lang, o se no Elmas. 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 Poi in panchina chi hai? Lang, Gutierrez, Gutierrez, Lang, Gutierrez, Oliveira. Luca, Olivera. Ma per me, ti ripeto, io parto Basta. dal presupposto che Lang e Luca non li considero proprio più ormai, perché No, quindi Olivera e Gutierrez. cioè, basta. È così col E Copenaghen. Lukaku. E Lukaku in questo caso. Sì, ma Luca cioè, viene da 8 mesi di infortunio. Poi domenica vai a Torino con Marianucci e Mazzocchi in più, fondamentalmente. Però hai una partita che tu devi vincere, perché se tu ti trovassi in una condizione ottimale, tu domani devi andare a Copenaghen e li devi massacrare, devi vincere. E il Napoli, visto Però, contro il allora, Sassuolo, che ha 15-20 minuti nelle in gambe, parte io quello che dici tu sono d'accordo e lo capisco anche, però dire a Masci la Champions secondo me è sbagliato, che poi successivamente possiamo dire forse è meglio, ok? Perché per la situazione in cui stiamo forse è meglio preservare delle energie su un'altra competizione perché di necessità si fa virtù, ma pensare e dire a Masci, per me è là che c'è lo sbaglio, perché tu comunque devi andare a giocare una partita in Europa, in Coppa Europea, con la mentalità di dire io scendo in campo per vincere. Poi quello che viene, viene. Le attenuanti del caso ce ne sono tutti, ci sono tutti. Cioè noi giochiamo, e l'abbiamo detto adesso, una formazione di 11 giocatori più 2 in panca. Punto. Non ce ne sono altri. A meno che non però ti porti 3, 4, 5, 6, 7, 8 primavera e vai a rimpinguare la panchina, ma oltre a quelli non hai altri giocatori. Non no, ne però hai. io Fernando, ti dico, devo andare, è normale che io vada a Copenaghen, provo a vincerla la partita, ok? Giocherei con Lucca, Lang, Vergara, Ambrosino, e poi gli altri sono obbligati perché forse metterei Oliveira al posto di Juan Jesus, perché almeno ne fai rifiatare 1 su 3. Lo fai come braccetto. E metterei Gutierrez per far rifiatare Spinazzola. Ma abbiamo visto che con il Sassuolo, quando Politano è subentrato col Sassuolo, si è fatto male da subentrante. Cioè, capito? Tu oggi non sei manco sicuro di far rifiatare uno, perché mentre fai rifiatare quello si fa male chillato.
Allora tu oggi devi giocare con tanto Lang e Lucas Nannai, fa mocca, almeno mi fai riposare a Bergare e a Højlund, capito? Poi io sì, entro in campo per provare a vincere, ma se non la vinco, cioè Vagyu non fa niente, non ci proviamo alla vincere No, no, ma è quello che ti sto dicendo. Cioè, per me ci sta il tuo discorso, perché di necessità si fa virtù. Perché ad oggi, se fosse stata una situazione normale, io ti avessi detto, per me che cazzo stai dicendo? Anche perché tu Però la domenica, situazione... scusami, anche che tu domenica hai una battaglia ruolo su ruolo, perché Højlund domenica dovrà combattere con Bremer. Con Bremer. Vergara dovrà, vabbè, la difesa della Juve non fa niente. Che No, ma comunque a parte questa, ma domani, cioè domenica, a forza sabato, domenica tu si decide il campionato tuo in un certo senso, perché o con un pareggio ti allontani a -8 dalla vetta e tieni a bada la Juventus, però intanto la Roma ti può sorpassare. Con una vittoria le cose rimangono così come stanno, anzi metti un po' più di distacco con la Juve, ma con una sconfitta tu rischi parecchio, perché ti fai riportare la Juventus a -1 e la Roma, se vince, ti supera. E intanto le milanesi si allontanano, quindi tu entri nel vortice no, del ma io con quarto la e Roma, quinto ma io posto. con la Roma me la posso giocare, ok? Ma è questo il problema, che io mi devo giocare il quarto posto con la Roma. E io oggi, per come sto messo oggi a livello di infortuni fino a marzo, non ho gli uomini per giocarmela. Cioè, me la gioco perché poi gioco col Sassuolo, ecco, faccio l'1-0, poi chiusi dietro perché non ce la facciamo, perché Andrea, il Napoli col Sassuolo è durato 15 minuti. Perché poi già siamo... Te la rimetto. Ok, Noi abbiamo la Juventus, la perfetto. Fiorentina dopo Vai il lui. Chelsea, La che Fiorentina dovrebbe vincere perché sa da salvare. il Genoa che con De Rossi sta giocando bene, e hai lo Poi scontro diretto con la Roma e hai la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. fermati un attimo, tu fino a Bergamo con l'Atalanta, Giochi a senza parte, giocatori. perfetto, a parte Lukaku che dobbiamo vedere come torna, ti ripeto, forse hai recuperato solo Anghissà della lista infortunati. Ok, eppure Anghissà viene da un lungo stop, quindi purissimo, perché poi è un omone, quindi devi rimetterlo in condizione. Tu queste 5 partite le giochi con gli stessi 11 che hanno giocato col Verona, con l'Inter, col Parma e con il Sassuolo. E all'interno ci devi mettere Copenaghen e Chelsea. Esatto. Quindi io oggi ho bisogno di forze fresche dove? In campionato o in Champions? Anzi, se tu superi e vai ai 16esimi, e cazzo che tra queste 5 partite te ne ha fatti 2. Cioè, Ma ti ripeto, sono d'accordo. Col tuo discorso io sono d'accordissimo. È solo l'unica cosa che comunque il messaggio che deve passare è: Aiù, sudate questa partita. Poi tutto quello che viene, non vi preoccupate, va bene lo stesso. Cioè, questo che dico io. Perché a prescindere a Mascira Champions non mi va. Il fatto di dire andiamo a giocarcela, poi quello che viene, allora è un altro paio di maniche. Questo dico io. Poi la Roma, ecco, come diceva anche Gianluca, la Roma ha vinto sul calciomercato. La Roma ha preso Malen, gli mancava un titolare? Gli mancava un attaccante per Gasperini? L'ha preso e gli ha fatto vincere la partita. Il problema nostro è che, sfortuna nella sfortuna, quest'anno abbiamo anche, e poi è un paradosso, abbiamo anche il mercato a zero, il mercato bloccato. Cioè, noi ma non so parliamo di la una Roma vince società. sul mercato, perché la Roma ha margini di manovra, noi Perché, no. ragazzi, purtroppo c'è la sfortuna nella sfortuna. La volete chiamare sfortuna, la volete chiamare complotto? Non voglio essere complottista, per l'amor di Dio. Però è un periodo abbastanza sfortunato di una società che ha lavorato sempre bene, è inutile di non mi ricordo quanti milioni,
però per un cambio del regolamento con l'indice di liquidità noi siamo in negativo e teniamo o blocco il mercato e non possiamo neanche tamponare le ferite, cioè quindi stiamo arrancando anche nel calciomercato. Questo è anche un altro grande problema. No, ma poi io sono d'accordo anche con quello che dice Gianluca, no? Che mo te lo metto dopo il commento, perché se io guardo sulla carta questo qua dici? Esatto, il calendario che hanno Inter, Milan e Napoli, ovviamente non abbiamo messo quello della Roma e della Juve che però vorrei vedere. Il Milan le prime due ce le ha difficili comunque, perché Roma e Bologna per gli stessi motivi nostri devono provare a giocarsela, no? Ma dopo anzi il Milan non ha le coppe, ha tutta la squadra a disposizione, ha la partita rinviata con il Como, quindi tra Bologna e Pisa credo passeranno 2 settimane, e poi ha Pisa e Parma, ok? L'Inter ha Pisa, Cremonese, Sassuolo, Juve e Lecce. Di queste 5 partite, quindi 15 punti a disposizione, ti voglio dire che perde con la Juve, ne fa 13, ne fa 12, ne fa 12 o 13. Tu oggi, come stai combinato, Juve, Fiorentina, Genoa, Roma e Atalanta, sono partite in merda, Andrea. Sono partite veramente... Sì, ma tu in queste 5 partite già devi mettere in conto, sperando che non succeda, però può succedere, tu in 5 partite perdi sicuramente alto terreno dall'Inter. Perciò io all'inizio live, come hai detto anche tu, noi dobbiamo vedere più dietro che davanti, perché lasciamola stare l'Inter. Ti dico, le partite le ho recuperate, non c'ho il grafico, però le ho recuperate. La Roma va contro l'Udinese, il Cagliari, poi c'è contro di noi. Ah no, scusami, torno indietro. Milan, Udinese, Cagliari, noi e Cremonese. E poi la sesta, che non contiamo qui perché arriviamo fino a 5, c'è lo scontro diretto Roma-Juventus. Ok. La Juventus, come partite, ha il Parma. No, aspetta, ho detto una cavolata, anche questa. Cioè a noi, più il Parma, Lazio, Inter, Como, Roma. Quindi la Juventus ha un calendario di merda come il nostro. Questo sì, è un qualcosa che ci va a favore, in un certo senso. Però la Juve anche alla Champions, la Roma all'Europa League, ma hanno la rosa. Cioè, per quanto possano essere anche inferiori a noi, perché a rosa completa non mi sento inferiore a Juve e Roma, ok? Il problema è proprio questo, che tu non ce l'hai completa, loro sì. Cioè, capito quello che ti voglio dire? Sì, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Cioè, dobbiamo pensare partita dopo partita, non possiamo fare calcoli. Ed ecco perché io dico, pensiamo all'Inter che sta a -6, no, va giù, pensiamo a noi che stiamo a 43. E tutto ciò che viene è tutto di guadagnato. Perché bisogna pensare domani col Copenaghen, come va? Perfetto. E abbiamo tolto il Copenaghen da mezzo. Poi andiamo domenica contro la Juve, poi c'è il Chelsea. Pensiamo partita dopo partita. Purtroppo dobbiamo affrontare questo periodo pensando che oggi, cioè domani, si gioca contro il Copenaghen, poi recuperiamo le forze e penseremo alla Juventus. E così sarà fino a quando recuperiamo un po' di gente. Cioè la partita con il Copenaghen è una man sta partita con il Copenaghen, è una man sta in coppa, sai dove, perché devi sperare di uscire indenni dalla partita col Copenaghen. No, ma perché se veramente si fa male qualcun altro, ma tu veramente come cazzo fai? Dove te la piangi? Cioè non hai altri, non hai più nulla. Veramente poi devi prendere i primavera e ci mettere i giocatori della primavera in mezzo campo, perché non hai più giocatori. Perciò dico, tu a me quello che mi interessa, come giustamente dice ancora Gianluca Izzo, che non si parlerebbe di un fallimento secondo me, perché ripeto, la stagione è andata come è andata, cioè il fallimento tu l'hai avuto quando sei arrivato 10º, perché almeno lì avevi la rosa,
Kristan, stai facendo veramente il possibile. Se il possibile vuol dire quinto posto, avendo 11 giocatori a disposizione, non me la sento di chiamarlo fallimento. Però su una cosa ha ragione. La cosa fondamentale per noi è rientrare in Champions anche l'anno prossimo. Ma infatti è la stessa identica cosa che io dissi nella live di venerdì con Vincenzo. Ragazzi, comunque cioè, pensiamo a tutto l'anno, pensiamo a quello che ci sta succedendo fino ad oggi. Abbiamo comunque vinto un trofeo, perché abbiamo vinto una Supercoppa e ce la siamo portata a casa. Dobbiamo comunque rientrare per un discorso di costi all'interno dei primi 4 posti. Poi tutto è di guadagnato, anche il terzo posto è guadagnato per come stanno le cose. Però, come diceva Gianluca, fallimento è se non entri nei primi 4 posti, con un trofeo in mano, in bacheca, e con un altro come quello della Coppa Italia, perché lungi da me pensare che possiamo giocarci la Champions League, per l'amore di Dio, però la Coppa Italia è alla portata, perché sono 3 partite, perché sono quarti, semifinali, quasi 4 partite, perché la semifinale è doppia, sono 4 partite, te la puoi giocare, quella te la puoi giocare e potresti portare un altro trofeo, volendo. Pensiamo prima di arrivare, secondo me, a marzo, quanto è più in alto possibile. A contatto con Juve e Roma. Cioè io oggi penso a Juve e Roma, non penso a Milan e Inter, onestamente. Sì, ma anche io. Anche perché io credo sempre in Sant'Antonio da Lecce, perché comunque in una situazione disastrosa comunque ti ha fatto vincere una Supercoppa, perché anche lì per la situazione che avevi a livello numerico, a livello di infortuni, è stato tra virgolette un mezzo miracolo. Ma ti ripeto, tu a Milano contro l'Inter sei uscito con questi magnanni in mano, perché tu hai i punti, come ha detto prima Vincenzo, meritavi di vincerla. Purtroppo l'Inter e il Milan al momento sono fortunate e forti, quindi tu ora devi giocare la tua corsa, ecco, Juve e Roma al momento. Poi tutto quello che sarà di più è perché alcuni hanno sbagliato, tu non hai sbagliato e poi vediamo. Ma la cosa fondamentale è recuperare tutti. De Bruyne è l'ultimo, un nonno mio, torna a marzo e non fa niente. Però dobbiamo cercare di limitare i danni quanto è più possibile, fino a quando non hai a livello numerico la possibilità di giocartela alla pari con le altre squadre. Fino a quel momento. Allora, se noi usciamo indenni da questo periodo qua, da questo qua che abbiamo messo adesso come immagine, e ti dico che su 15 punti a disposizione, se ne facciamo 10, io sono più che contento, onestamente. Poi, dopo questi 15 punti in palio, forse potrebbe iniziare un nuovo campionato, anche perché l'Atalanta è quando? A metà febbraio? Sì. Per giù? Sì. Quindi là vuol dire che forse recuperi anche Gilmour, recuperi Gilmour, recuperi Rachmani, recuperi Politano, dovrebbe farcela, Anghissà, Lukaku dovrebbe rientrare ancora un po' più in forma. Da là potrebbe iniziare un'ulteriore fase del campionato. Passiamo prima questo periodo qui. Una volta passato questo periodo qui, poi facciamo un attimo i ragionamenti su cosa fare. Però Juventus, Fiorentina, Genoa, Roma, Atalanta, io ci metto la firma se usciamo 10 punti su 15, cioè vuol dire un pareggio, 3 vittorie e una sconfitta. Ma io spero di arrivare fino alla Fiorentina bene, cioè io penso prima Juve e Fiorentina, poi ti ripeto, come ti ho detto a inizio live e per tutta la live, spero di non avere più partite durante la settimana. Ma infatti hai ragione, scusami, hai ragione, perché se tu passi i sedicesimi giocano, dovrebbero giocarsi subito, a metà poi, febbraio. Sì. Subito. Bravo Gianluca, hai ragione, anche questo è vero. Sì, No, ma se non arrivi,
Ragazzi, sì, infatti stiamo andando avanti un po' troppo con la testa. Sappiamo, a prescindere da Højlund o non Højlund, che arrivare nelle prime 4 è una priorità per tutte le squadre, che siano il Milan, la Juventus, la Roma, l'Inter, è una priorità. Poi tutto quello che viene è tutto di guadagnato. A maggior ragione col campionato che stiamo affrontando noi in quest'anno, con tutti gli infortuni, tutte le defezioni, a maggior ragione entrare nelle prime 4 non è un fallimento. Cioè non arrivare secondo o vincere il campionato non è un fallimento. Anzi, è solo un merito. E sono da dare elogi alla squadra per quello che stanno facendo, perché mettetevi a giocare sempre gli stessi 11 dopo ogni partita, ogni 3 giorni. Fatelo. Cioè, io non ce la fai più. Ma infatti ti ripeto, per me se a fine stagione il Napoli è tra le prime 4, io te lo chiamo una cosa molto vicina a un miracolo, perché vuol dire che tu in questo periodo, dove giochi in 11 punto, non hai fatto scappare nemmeno Juve e Roma, perché tu ti ripeto, devi arrivare a metà febbraio che sei a contatto con Juve e Roma, perché se sei a contatto, ti dico la mia, a rosa completa tu sei più forte della Roma, sì, e te la giochi sì, tranquillamente con la Roma, sì, anche sì. perché la Roma è quella squadra che può perdere i punti per strada, così come anche la Juve, anche se da quando è arrivato Spalletti mi sembra molto pericolosa, diciamo così, però tu con la Roma te la puoi giocare, e quindi per te il tuo obiettivo è non far scappare le due che hai dietro, perché se poi paradossalmente ci arrivi davanti, lì è proprio festa grande. Assolutamente. Ma già è Però festa per me arrivarci eventualmente a una davanti e l'altra dietro. Va bene lo stesso. Va sì, bene sì, lo sì, 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 stesso. sì, Poi ti ma ti ripeto, è ripeto, tutto di guadagnato. È tutto di guadagnato. se tu Però vuoi il entrare tra le limite è prime il quarto. 4, se tu vuoi entrare tra le prime 4 oggi fino a metà febbraio non devi far scappare Juve e Roma, e per non farle scappare vuol dire che tu tutte le partite che verranno saranno innanzitutto guerre, perché sono guerre, chiusi là dietro, ripartenza in contropiede, speriamo. Tipo, che se è nata cosa che volevo dire, però vabbè, non fa niente. A me abbiamo un'arma che si chiama Milinkovic-Savic, che io posso lanciare lungo ed arrivare nella metà campo avversaria, io con partite chiuse tipo Parma, tipo anche con il Sassuolo che sto soffrendo. Non ti devi mettere a giocare, a rischiare di perdere palle e fare il campo, le navate avanti e indietro, o tu stu pallone annanzi e prega, perché al momento tu devi fare questo. Al momento devi fare questo, e se poi la sblocchi, ok, ma non devi perdere. E però Quindi ci sta un altro piccolo particolare, che Højlund purisse è stanco. sì, ma stai giocando solissimo. Che da fa? Quello che dici tu è giusto se hai un giocatore come Højlund, non dico che nel pieno delle sue energie, però anche a mezzo servizio mi andrebbe bene. Højlund nelle ultime 2 partite, pure Ma lui... infatti io l'unica critica che muoverei ad Antonio Conte in questo periodo, sai qual è? È che anche se Lucca ha capito che è una latrina, tu Lucca lo fai entrare. Mi sono bloccato io, sei bloccato tu. No, io ci sto, mi sa. Ti sento un po' No, più metallico. Vai, vai. no, dicevo, Lucca per esempio ti prende la partita con il Parma, no? Anziché farlo entrare al 90°, anche se abbiamo capito che è una mappina, tu lo devi fare entrare al 60° per dare più spazio, perché poi i difensori a Lucca non è che lo possono lasciare completamente libero, qualcuno non se l'ha da via. E tu gli dai spazio, perché poi se deve giocare da solo contro 5 difensori, perché Højlund o prende mazzata scecata e l'annanza, perché ogni partita io sono mazzata. Sì. Devi fare qualcosa per liberarlo. Questa è l'unica critica che mi sento di muovere nei confronti di Antonio Conte. Dopodiché, per me, lui sta facendo ancora ad oggi, tuttora, un miracolo. Diciamo che quella partita col Parma, forse anche un po' di letture durante la partita non sono state fatte bene, perché se tu per esempio invece di mettere Neres sapendo che il Parma non attacca, perché non stava attaccando, anzi ha giocato tutta la partita con l'autobus davanti alla porta,
rischialo prima Lucca, anche per, come dire, deresponsabilizzarti e responsabilizzare il ragazzo. Cioè, se tu lo fai entrare all'89esimo, tra virgolette, gli crei anche un alibi dicendo, ah, ma che potevo fare? Ma fatti qua solo 4 minuti, non è che posso dimostrare chissà cosa. Certo. Se lo fai giocare dal 60esimo, 70esimo, 75esimo pure, almeno hai quei 15 minuti per dire fammi vedere che sai fa. Dimostrami ciò che veramente vorresti fare. Ma poi entrare all'89esimo lo mortifichi anche, onestamente. Certo, no, certo, su questo sono d'accordo, infatti io penso che a quel punto è meglio non lo fa tra sì proprio che farlo entrare cioè, è come se fosse una presa per il culo, diciamoci la verità. Però ormai siamo al girone di ritorno, quindi per società come Parma, così come per il Verona, lo stesso Genoa sarà... anche il Lecce, se vedi il Lecce come ha giocato contro Inter e Milan, è diverso dal Lecce dell'andata, perché ora anche un punto fa la differenza. Certo. E quindi loro contro di te faranno la stessa partita che hanno fatto Verona e la stessa partita che ha fatto, perché il Sassuolo se lo può permettere di giocare perché è più forte di quelle squadre là, secondo me, quindi è più forte, ma anche una classifica cioè è tranquilla. Esatto. No, vabbè, tranquilla no, perché se Fabio Grosso comunque gli scontri diretti li deve vincere. Però certo. ha la squadra, cioè il trio d'attacco che ha il Sassuolo, non ce l'ha nessuna squadra di come Parma, come Verona, come Pisa, ma anche il Lecce e tutto, no? Quindi già più se lo può permettere di giocare. Le altre, che ad oggi anche un punto fa la differenza, verranno a casa tua e faranno quel tipo di partita là. E quindi tu ora sei letto sotto un punto di vista tattico, capito? Quindi tu la variante tattica, mi permetto di dirti, sei letto perché il giocatore che ti poteva creare un po' più di... Certo. Non c'è. No, certo, che ma ovviamente sempre tenendo saldi i punti che abbiamo analizzato fino ad ora, cioè gli infortuni, il Lang, il Lucca, cioè, perché tu oggi, anche se vuoi cambiare a partita in corso, non hai nessuno per poterlo fare. Quindi questo, l'unico cambio offensivo che tu puoi fare anche domani è alzare Spinazzola e mettere Gutierrez Olivera dietro. Non hai altro. Una mischia Ambrosino e devi sperare che succeda qualcosa. Però uno là vicino glielo devi mettere, perché sennò sono sportellate e basta. Anche mo a Torino con la Juve, no? La Juve giocherà a 3 là dietro. Bremer si prende Højlund. Se tu lo lasci da solo là davanti, gli altri due si prenderanno Højlund. Quindi lui veramente non avrà spazio per fare niente. Ci devi mettere uno lì vicino che almeno crea quantomeno il pensiero di dire aspetta, ma devo uscire su lui oppure sto vicino a Højlund tutta la partita. Capito quello che ti voglio dire? Perché sennò spero che domani Vergara possa fare una buona partita e credo che quel giocatore che stai dicendo te, Elmas, è uno che ti fa le due fasi in maniera ottima, se sta bene, perché in tutto questo anche Elmas esce col Sassuolo per uno stato influenzale e speriamo che sta buona. Quindi comunque, detto questo, io direi che possiamo andare, se tu sei d'accordo, in chiusura, anche perché abbiamo fatto una live per un'ora e 45, credo. Volevo rispondere Antonio De Mitri. No, non stavamo parlando che il Napoli, aspetta, adesso sono entrato nella chat, comunque il Napoli non è favorito. Perfetto, non stiamo parlando che il Napoli è favorito contro Milan e Inter, assolutamente. Vatti a recuperare tutto ciò che abbiamo detto in tutta la live, perché forse diciamo proprio il contrario. Dipende questo dovuto però dagli infortuni e dalle defezioni che abbiamo, perché secondo me con la squadra al completo ce la giocavamo sicuro contro l'Inter. Il Milan io credo che sia più scarsa nei singoli come squadra. Dico l'ultima e poi chiudiamo. Spero che questa situazione non condizioni la permanenza anche dello stesso Antonio Conte per quanto riguarda l'anno prossimo, perché se l'anno prossimo con la stessa rosa, con un mercato estivo in più e con lo stesso allenatore
ci possiamo divertire, a netto sempre della situazione infortuni, perché spero che cazzo non ci hanno fatto un anno da passare nuttata. Da gennaio a gennaio ci hanno fatto un carico, no? Infortuni, quindi io spero che l'anno prossimo la fortuna ci veda un po' di più. Lui in un'intervista ad inizio campionato disse che quest'anno sarebbe stato un anno di transizione, un anno duro, non parlava degli infortuni, ma parlava di un discorso tattico, e che l'anno prossimo sarebbe stato l'anno più positivo per il Il Napoli. problema è che Quindi io penso... tu quest'anno puoi far finta anche che non l'hai avuto proprio, perché non hai mai Bravissimo. potuto fare niente a livello tattico. Bravissimo, quindi può essere che lui, vediamo, il contratto è di 3 anni, lui ha un altro contratto, ha un altro anno di contratto. Vedremo che succede. Tanto credo che sia ancora presto per parlarne. Sì, vabbè. Capiamo prima come arriviamo a marzo e poi facciamo i dovuti commenti. Va bene, ragazzi, è stato un piacere anche stasera. Niente, ci vediamo per i prossimi appuntamenti, che probabilmente sarà... No, mercoledì forse? Non lo so, non so, mo vedremo. Comunque dovremmo vederci e parlare per il post Champions, che molto probabilmente sarà mercoledì, oppure sicuramente sarà venerdì per i pronostici e per i consigli del Fantacalcio. Ragazzi, una buona serata a tutti, grazie Fe, grazie a tutti che ci avete seguito, mi raccomando mettete like ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, mettete i like, perché vi state ancora vedendo video a live in 47 persone, io vi vedo, noi vi vediamo, siete ancora in 47, mettete le iscrizioni, su, siate gentili. Comunque, buonasera a tutti, ciao Pepe, un bacione. E forza Napoli sempre. Sempre, sempre. Ciao. Ciao.